La vita è meravigliosa. Circondatevi di bellezza. La bellezza è l'unica cosa che può veramente salvare il mondo. E se guardandovi intorno non ne vedete, guardate me. È dalle ceneri che nascono le cose belle. Quando è andato in prigione non si è perso d'animo e ha scritto il libro più letto e più venduto al mondo dopo la Bibbia, ma è una seconda Bibbia, quindi Maimullah. Ma io mi fido di lei, non mi fido dei nasoni. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Lui, sono fascista. Grandissimo George che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? Sì, c'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e via di... Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti, buon lunedì e benvenuti all'ennesima, purtroppo direbbe qualcuno, o a una nuova, direi io, puntata dei Barbari Eleganti qui su Radio Libertà. Qui con voi, questa insolita formazione a coppia, ci siamo noi. Noi cugino, i membri della formazione, i membri originali, gli ultimi membri fondatori rimasti di questa band, come se fossimo i Rolling Stones. Siamo partiti in 4 con Scogna e Gaz, con Charlie Watt e... Non lo so, se dovessimo fare un paragone con i Rolling Stones, noi saremmo Mick Jagger, il frontman anche un po' fighetto, e poi Keith Richards, il chitarrista rockstar le cui ceneri saranno sniffate dal sottoscritto. Ma questo voi non avreste dovuto saperlo, io non avrei dovuto dirlo in diretta radio. E una nuova puntata di Barbari Eleganti, la numero 108, qui con voi, come già detto, c'è il solito Marco Rubeo insieme al cugino Vittorio. Buonasera. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. E veramente fa strano oggi dover presentare e non ritrovarmi di fianco il talebano dopo tanto tempo. Ma comunque sappiate che il signor talebano non ha abbandonato i Barbari Eleganti. Ma oggi per punizione è stato chiuso, per punizione non uscirà dallo stanzino. Esatto, rimarrà nello stanzino. No, il signor talebano ha iniziato un percorso di studi, quindi a volte ci sarà, a volte non ci sarà e dovremmo chiamare qualche nostro vecchio amico che magari avete già visto per sostituirlo. Diciamo che i membri fondatori rimangono. Diciamo, e quindi... purtroppo non ci sarà il buon Phil in diretta dallo Stato di Israele di questo. Esatto, magari ci saremo noi in diretta dallo Stato di Israele, ma questo non lo sappiamo, dipende quali saranno le loro prossime mosse. E nulla, cugino, io in realtà volevo chiederti una cosa, volevo chiederti un favore. Volevo chiederti il favore di condurre tu questa puntata, perché io oggi sono parecchio stanco. Perché oggi, immagino, guarda, perché oggi ho iniziato il mio 4º anno accademico alla facoltà di giurisprudenza. Esatto, oggi all'alba del 20 ottobre ho iniziato il mio 4º anno accademico e questa mattina mi sono svegliato presto, molto presto, alle 8:45 e sono andato in università in una nuovissima, bellissima aula studio nuova che hanno appena costruito all'Università Cattolica. Hai studiato la bellezza? Ho studiato la bellezza di 32 minuti. Mamma mia, cugino, ti sei davvero sprecato. Poi cioè, sono andato a lezione, una lezione molto interessante, molto coinvolgente, durata ben 47 minuti. Mamma mia, cugino, ti sei proprio sforzato Ora, oggi. se sapessi fare i calcoli... Non farei giurisprudenza, quindi non so quanto fa 32 più 47, penso meno di 2 ore comunque, anche meno di 1 ora e mezza comunque, e per questo devo dire che meno di 1 ora e mezza. Io che negli ultimi 6 mesi ho lavorato, se così si può chiamare, meno di mezz'ora al giorno, dopo meno di 1 ora e mezza, comunque dopo più di 1 ora di lavoro in un'intera giornata mi sento un po' stanco, quindi volevo chiedere a te di condurre questa puntata. No, cugino, guarda, l'unica cosa che farò è fare un appello, cioè Davide,
veramente Davide mi sarebbe mio padre. dispiace, mi Colui che mi ha dispiace appena- veramente tanto. Colui che mi ha perché- appena regalato un viaggio dai miei parenti negli Stati Uniti. Cioè, Davide è veramente un santuomo che vabbè. provvede 100% ai bisogni Sì. del cugino Marco. Vabbè. E lui viene qui in radio a dire che dopo 1 ora e 20 di studio, tra, Sì. tra studio e lezione, è stanco, cioè veramente... Ma in realtà io adesso dovrei avere anche una lezione abbastanza importante di una materia abbastanza importante. Non avendo l'obbligo di frequenza, però posso scegliere tra andare a seguire le lezioni o venire qui su Radio Libertà a fare il coglione il lunedì pomeriggio. Ovviamente la scelta è Secondo te, scontata. per onorare tutte le migliaia di euro spese in una università privata, cosa ho scelto? Ovviamente, Seguire le cugino, sei lezioni o venuto venire qui? cioè, Perché che domande sono? the show must go on. Il Che programma domande dei sono? barbari eleganti deve andare avanti. Allora, iniziamo questa puntata, cugino? Vai, Serviva iniziamo. un po' un momento per colmare anche i Per buchi. ricordarci perché ti chiamiamo il signorino della Cattolica. Esatto, giusto? esatto. Vogliamo partire magari in questo primo blocco con l'unica notizia seria e interessante, non questa. Aspettiamo un secondo. Eccoci qua. Allora, cugino, si è parlato molto di questo emendamento che ha votato il Parlamento europeo, che ha approvato il Parlamento europeo a Strasburgo, su questo emendamento che dice basta col chiamare alimenti che non sono di carne, quindi soia, prodotti vegetali, con il nome salsiccia, hamburger. Insomma, tu come la vedi? In pratica, grazie a questo emendamento, io dico grazie, lui dirà purtroppo, non si potrà più chiamare hamburger quello che ora chiamano l'hamburger di soia, la salsiccia di tofu. Ma allora facciamo Tu come la vedi? Un'introduzione molto breve. Cioè, io credo che nella mia vita non mangerò mai né un hamburger vegano né una salsiccia vegana. Sono un grandissimo appassionato della carne. Sì. La mangio molto spesso durante la settimana. Non dovrei magari mangiarne di meno perché a sentire medici ed esperti fa male, ma chi se ne frega. Vabbè, ma non Ho c'è già problema. deluso abbastanza Jim Morrison superando i 27 anni, quindi... Cugino, viviamo nella pianura Va bene padana, qualsiasi consiglio sulla salute non ha senso qua, quindi... Ma sarebbe anche poco accettato, dato che sai benissimo che non arriverò a ma certa età, infatti. quindi... detto questo, sono assolutamente un grande appassionato della carne. Cioè veramente, ma chi se ne frega, cioè tu comunque va andando al supermercato, cioè uno capisce che cosa sta comprando, cioè non è che devi stare lì a perdere tempo e soldi dei contribuenti per fare queste decisioni qui. Cioè questo qui è il motivo per cui questo continente è destinato al fallimento e anzi è già fallito, perché se in America pensano e in Cina pensano a sviluppare l'intelligenza artificiale e ai effetti che può avere positivi sulla loro industria, sul vari settori, da quello che può essere quello statale a massimizzare quello che è l'amministrazione pubblica, noi pensiamo a cambiare il nome alla salsiccia vegana. C'è pure gente che esulta. Ma cosa esultate? Dai, ma per favore, ma pensiamo alle cose serie. Fai una bella deregolamentazione e permetti di sprigionarsi anche la potenza dell'industria europea invece di pensare alle cagate. Cioè, e la carne sintetica no, è questo, è il burger devi chiamare l'hamburger, dire ma chi se ne frega, ma pensiamo alle cose serie in Europa, non alle minchiate. Ma cugino, io dal punto di vista ideologico, diciamo, se dobbiamo prendere l'ideologia, sono d'accordo con te. Dal punto di vista invece dell'essere un conservatore del cibo, un grande fan del barbecue, devo dire che mi piange il cuore andare alle grigliate, i bellissimi barbecue che si fanno in primavera e in estate con gli amici, e però arriva quello vegano dimmi che dimmi una grigliata che hai fatto dove c'è qualcuno che ha chiesto di non mangiare carne. No, io non le ho fatte perché quelli non sono miei amici, non potranno mai diventare amici miei. Allora ma immaginate fare una grigliata e quello dice grigliamo gli hamburger, ok, io mi porto da casa l'hamburger vegano, l'hamburger vegetale. Ma se se lo vuole mangiare, ma devi soffrire, portati quella poltiglia vegana, cuocitela tu da solo, però non chiamarla hamburger. Quello non è un hamburger e non lo sarà mai, cugino.
Quindi dal punto di vista ideologico, di principio, sono d'accordo con te, ma quello non è un hamburger. Poi tra l'altro ma chi se ne frega? Scogna ha condiviso nelle storie, Luca Adalberto Scognamiglio, alto membro fondatore di questa band, dei Barbari Eleganti, ha condiviso nelle storie un post che io ho trovato abbastanza aberrante, un post che diceva però il salame al cioccolato, voi lo chiamate salame al cioccolato ma non è salame, oppure addirittura le palle di Mozart, voi le chiamate palle di Mozart ma non sono veramente le palle di Mozart. Ma cosa vuol dire? Ma quelli sono dolci della tradizione. Questa non è una roba. Questo non è un piatto della tradizione, quindi ha senso che si chiami così, anche a livello etimologico. Questa è una roba inventata per imitare qualcos'altro. C'ha lo stesso sapore. Ascolta, ma la carbonara kosher, ad esempio. No, ma infatti contro. Ma cosa vuol dire contro? Contro. Ma se uno per motivi religiosi non può mangiare determinati tipi di alimento, lo fa modificandolo un po', ma non è che non è una Cugino, carbonara. ma chi è che per motivi religiosi nel 2025 non può mangiare una carbonara? Qualcuno che merita la nostra attenzione? Beh, se appartengono alla stessa religione di quelli dello Stato ebraico, assolutamente Vabbè, sì. in quel caso si può fare, sì, però oltretutto in Italia, la carbonara in Italia kosher. nel 99% dei casi chi rifiuta una carbonara per motivi religiosi non è un ebreo, quindi che Sì, facciamo? ma vedi come vuoi, ma è comunque una cosa che tu fai per gentilezza, cioè lo fai, non è che se uno viene a casa tua a fare una grigliata lo devi schifare. Ma se tu andassi nei loro paesi, loro sarebbero così gentili con te. No, vabbè, sto scherzando, non voglio fare il solito populismo occidentale, però comunque, guarda, io te l'ho detto, io sono d'accordo con te, però quello non è un hamburger, quindi non voglio vedere la scritta hamburger su quella scatola, quindi ha fatto bene l'Unione Europea, il Parlamento Europeo a dire no a ma queste neanche scelte. per me è un hamburger, ma non lo considero tale, buona, cioè non è che spreco tempo del Parlamento Europeo. Ma tra l'altro mi fa morire che quando il governo Meloni aveva fatto quella legge che proibiva la carne sintetica, mi ricordo un'altra grande cavolata. Mi ricordo il centro-sinistra che si era strappato le vesti dicendo però il governo non può mettere le mani sul cibo, non può decidere cosa mangiare, cosa no, non può decidere cosa va bene, cosa non va bene, però invece adesso che l'ha approvato il Parlamento Europeo una cosa non proprio simile, perché qui si parla di denominazione del cibo, però che riguarda comunque il settore dell'alimentazione, sono stati tutti zitti, cugino, questo mi fa molto ridere, però non dobbiamo buttarla in politica sempre, però per farti capire, cioè se lo fa il governo italiano non va bene, se lo fa il Parlamento Europeo va bene. E tra l'altro Nardella, l'ex sindaco di Firenze del Partito Democratico, ha votato a favore di questa cosa. Sì, va bene, ma è un cortocircuito. Ma Nardella può fare quello che vuole. Secondo me è uno spreco di tempo assurdo, c'è una visione totalmente sbagliata, cioè noi in Europa siamo totalmente fuori dal mondo e non riusciamo a comprendere. Questo è vero, su questo ti do ragione. Siamo fuori dal mondo e dal tempo. Qui stiamo parlando di cavolate, non stiamo parlando di robe serie. Cioè, vorrei sentir parlare di intelligenza artificiale, di quelle che può essere un piano di armamento europeo per i pericoli che ci sono ai nostri confini, una visione strategica dell'Unione Europea, non lo so. No, invece non si parla delle cavolate, cioè sta diventando un ente inutile. Lo è già. Bene, allora, per omaggiare il mitologico presidente Milei, che ha cantato questa canzone in uno stadio, in un palazzetto, andiamo con una bellissima canzone dalla fine degli anni '80 di una rock band argentina, i Ratones Paranoicos, con la loro meravigliosa Rock del Gato. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez al ver sus ojos me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra
mi boca no hay control. Me voy cayendo a su pie. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez al ver sus ojos me den alguna noche de hotel. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez. Su cola arde en el risco y espero que alguna vez al ver sus ojos me den alguna noche de hotel. Al ver sus ojos me den alguna noche de hotel. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti. Ci dicono dalla regia che abbiamo una chiamata. Buonasera. Buonasera Barbari Eleganti, sono sempre Riccardo dalla provincia di Frosinone. Buonasera Salve, Riccardo, che Riccardo. piacere sentirla. Allora, volevo dire una cosa fondamentale, Sì, cioè fermate tutto, perché pare che Trump e Zelensky si sono visti, sì. sì, ma non per decidere come dare pace al mondo. No, Trump gli ha detto accetta i termini russi, o finisci o distruggo tutto. Questa è una follia. Beh, quello è stato Io ve lo riportato dal Financial Times, ma non l'hanno ancora confermato in realtà. Comunque sì, si dice che si sia detta questa cosa. Ok, io ve lo dico, fratelli dell'etere, l'incontro tra Trump e Zelensky non è bilaterale, è una prova generale di invasione spirituale. Guarda, non so se avete visto l'immagine dietro Trump e dietro Zelensky. Per quella che riguarda Trump c'è pare che io abbia visto un quadro storto. Sì. Invece dietro Zelensky c'è una tazza di caffè fumante, se non erro. Forse sono delle coincidenze. No, non è una coincidenza. Dice che sono dei È simboli. storico, perché il tè rappresenta la resistenza ucraina, il quadro storto rappresenta invece il mondo che pende verso l'America. Sì. Tutto ciò Zelensky lo sa, ma non può dirlo. Tanto che il suo microfono Sì. è controllato direttamente da Elon Musk. Da Elon Musk. Da Elon Musk. Il microfono di Zelensky? Certamente. Questo lo sto studiando sempre con il mio movimento, ma al momento Sì. non posso dirvi niente. Ma una domanda, signor Riccardo. Sì. Ma tutto questo che ci sta dicendo, appunto, di un incontro che ci sarà a breve tra Putin e Trump a Budapest, dove potrebbe anche partecipare Zelensky, e tutto questi retroscena che ci sta raccontando, ma riguardano anche la famosa profezia della mucca rossa di cui ci parlava un paio di settimane fa? È esattamente quello. Ci può magari approfondire un po' questa questione, che era molto interessante. Ma io ve lo dico, ve lo posso dire, cari amici barbari, e lo dico a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando. Certo, tutti. Che la pace non si fa con i carri armati, con l'incenso, con le processioni, con tutto sto folklore che noi vediamo in giro. Ma la cosa che forse qualcuno mi prenderà anche per pazzo, ma pazzo io non lo No, sono. prego.
Allora, ho deciso con il mio movimento, creerò una crociata apostolica per la pace celeste, guidata da me e il mio movimento. Il nuovo nunzio dell'umanità pronto a partire in missione diplomatica tra Mosca e Gaza. Ma una Con crociata mano organizzata da lei? Manderò una lettera al Papa. Una lettera al queste Santo sono Padre. notizie clamorose. Sì, io la mando al Papa, a Leone XIV, perché prima o poi questa lettera gli dovrà arrivare per affiancarli in questa crociata della vera pace, quella che si fa con i sandali di cuoio e la tunica bianca. Io però Mica eviterei si fa di con i chiedere al missili Santo sta Padre di pace. organizzare una crociata, insomma, però comunque, no, è molto interessante, è molto interessante. Però chiedo solo una cosa, Sì, che prego. mi lasciano, che questi prima o poi mi dovranno pure lasciare un elicottero Vaticano, un po' di acqua benedetta e canti gregoriani per tenere alto il morale. Io parto. Se qualcuno vuole venire, porti i lumini perché sarà una lunga notte di pace mondiale. Vabbè, ci sono anche le torce sul cellulare comunque. No, senza le torce, qua dobbiamo fare una cosa. Ma perché più tradizionale. Ma perché certo. anche paura che non so che i cellulari possano essere spiati magari da qualcuno? Dai servizi segreti israeliani. Certo, possono essere spiati da qualcuno, altrimenti verremo attaccati su questa cosa. Ma poi non so se voi avete sentito anche un'altra notizia. No. Che sono stati rubati dei gioielli della corona francese in 7 minuti alle 9:30 del mattino. Ecco, proprio mentre il museo era aperto. Ecco, mi scusi se la interrompo. Mi scusi se la interrompo. Io a proposito di questo, in realtà non ne abbiamo parlato, non avevo intenzione di parlarne, ma mi permetto di fare un commento, poi la lascio parlare. Se sei in grado di rubare i gioielli di Napoleone dal Louvre e non farti beccare, probabilmente quei gioielli te li meriti. Questo è il mio commento. Ora, la prego, continui. Ma io mi domando, sti gioielli chi li ha rubati? Ve lo dico io, non ladri comuni, ma i restauratori illuminati. È un gruppo segreto di curatori d'arte, convinti che Napoleone fosse un alieno mandato per insegnarci a scoprire l'oro. Non era il valore, ma l'energia. Quei gioielli contengono vibrazioni da 432 Hz, la frequenza della verità universale, e potrebbero essere usati per aprire un portale sotto la piramide di vetro del museo. Come si dice, sia costruita la copia originale della Gioconda, con gli occhi aperti. Ma la copia, ma mi scusi, perché dice che c'è un'altra copia della Gioconda, dice? Certo, c'è un'altra copia della Gioconda, altrimenti questa cosa non si spiega. Ma mi ricorda un po' il codice da Vinci, Dan Brown, però in realtà sotto nel codice da Vinci c'era la tomba di Maria Maddalena, se non sbaglio. E invece lei sostiene che ci sia la copia originale della Gioconda con gli occhi aperti. Ma com'è correlata la copia originale della Gioconda con i gioielli di Napoleone che aprono, insomma, con la frequenza per sapere la verità? Ma secondo me potrebbe essere la profezia della mucca rossa. Ah, è sempre collegata alla profezia della mucca rossa. Ma certamente che è collegata alla profezia della mucca rossa, perché il signor Macron forse ha finto di indignarsi. Ma lei quindi sostiene che il presidente Macron sappia tutto in realtà? E certo che lo so, altrimenti la cosa, come ripeto sempre, non si spiega. Certo, forse non poteva non sapere, potremmo dire. Ma lui è comandato da Netanyahu, no? Dice Macron è comandato da Netanyahu. Certo. Quindi ci sta dicendo che quindi paesi europei addirittura sarebbero sotto l'influenza di Israele? Netanyahu, sì, non solo, però sarebbero sotto l'influenza sia di Netanyahu e sia della mucca rossa. Ok. No, cugino, cioè, con serietà. Ok. Quindi i paesi europei sarebbero sotto scatto sia di Netanyahu che della mucca rossa, quindi in sostanza sotto Putin, potremmo dire. Esattamente sotto Putin.
Però, cioè, sono in due fronti diversi Netanyahu e Putin. Cioè, lei dice che sono segretamente d'accordo per comandare l'Europa oppure ci provano entrambi sui loro fronti? Ma sono segretamente d'accordo sia i piccioni e sia Putin, come ho detto l'altra volta. Ok. Anche i cani spia che ha messo l'Afghanistan. No, aspetti, questa cosa però non... I cani spia dell'Afghanistan? L'ho detto durante la scorsa puntata, non so se No, ha ma è ragione, perché solo lui che era io New York, sì. ero a New York la scorsa puntata, quindi comunque me la recupererò. Guardi, la dobbiamo salutare perché adesso dobbiamo andare con lo stacco musicale e poi pubblicitario. Comunque la ringraziamo, è stato veramente illuminante come sempre. Ovviamente Grazie mille. l'aspettiamo settimana prossima. Grazie a voi, buona serata e a prestissimo. Grazie mille, grazie. Riccardo. E ora andiamo con la seconda canzone, Le pietre dei giganti con Home. Ritornerà e vitica l'umanità, sola metà e arriverà, archetipo di realtà. Volto ad est, segnato da vento di lasa, si salverà, rimarrà sua eredità, la vita agra per chi verrà. Uomini, donne, figli, meticci segni, erranti zingari, cervi avvolti sciami di parole. Ciò che non cambia lo canto, nuvola cima e gambo, sguardo d'onore rovina, acqua che tracima, tempeste, onde, grido di uomo e vanto, sognerai affranto, ciò che non sarai mai. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Allora, rieccoci sui Barbari Eleganti qui su Radio Libertà dopo un momento illuminante che ormai sta diventando un appuntamento fisso. Noi ringraziamo, non siamo assolutamente d'accordo, cioè nel senso non è un accordo tra noi e Riccardo, è lui che decide spontaneamente di chiamarci tutti i lunedì allo stesso orario, ormai è diventato quasi un appuntamento fisso e ovviamente... E noi giustamente come rappresentanti di una radio che dà voce a tutti, una radio popolare che dà voce a tutti, noi sentiamo il dovere di farlo permettere parlare anche a Riccardo sempre di esprimere illuminante. la sua opinione. Assolutamente. Prima ci è arrivato un messaggio mentre parlava Riccardo con scritto sul WhatsApp della radio, e invitiamo tutti a scriverci al WhatsApp della radio se hanno voglia di commentare quello di cui si sta parlando. Ci è arrivato un messaggio che dice, testuali parole, ma questo che deve organizzare la crociata non sta bene, da Dani da Como. Grazie Dani, cugino, che dici? Sì, no, beh signora, direi di comunque lasciamola esprimere la sua opinione anche al signor Riccardo, cioè, è una radio liberale in questo e quindi diamo l'opportunità a tutti di potersi esprimere. Certo, liberale, liberista e libertina. Esattamente. Abbiamo qui l'esponente. E cugino, poi cosa volevamo dire? E dato che siamo una radio liberale e soprattutto anche liberista, siamo favorevoli alle marchettate e quindi vi stiamo... Consigli per gli acquisti, signori. Per gli acquisti, prima marchetta dei Barbari Eleganti. Vediamo se si vede, se la regia magari ci può inquadrare il libro. Sì, no, se ci può fare un po' uno zoom. Allora, stiamo parlando del... non perdetevi l'appuntamento con Lorenzo Grossi che presenterà il suo libro di fresca uscita dal titolo Ambrogio Fogar. Questo libro, che è una biografia di Ambrogio Fogar. Appunto, di questo, diciamo, questo uomo spericolato, molto, un uomo esatto, spericolato come piace a noi questa vita. L'evento si terrà a Milano mercoledì 22 ottobre alle ore 18 al Libraccio di Viale Romolo 9. Non mancate. E questo ovviamente è il testo che ci è stato mandato per pubblicizzare questo libro. Io invece ci tengo a dire due parole. Vai, cugino, i fan dei Barbari Eleganti che non comprano questo libro, se volete venire alla presentazione venite, chi è a Milano, chi è nei dintorni, se volete venite, ma comunque lo dovete comprare anche se non siete di Milano. Se non lo comprate non avete il diritto di ascoltare i Barbari Eleganti, capito? Esatto, cioè esatto. Io ci Per tengo. noi portiamo avanti... Non vi azzardate a continuare. Vi fa ridere questa trasmissione? Vi diverte? Probabilmente no, ma lo so che su 10.000 che ci seguono ad almeno 100 questa trasmissione piacerà. Ecco, se quei 100 non acquistano questo libro io mi incazzo seriamente, mi raccomando. Ecco, dopo questo giusto... Bene, Lorenzo, poi il bonifico da 150 euro ti mando l'IBAN, le coordinate. Perfetto, almeno Davide eviterà di prendere un biglietto di Vasco Rossi l'anno prossimo. Esatto, uno riuscirò a pagarmelo da solo. E già che stiamo facendo le marchette, cioè andiamo fino in fondo e facciamo la marchettata anche per il mio programma radiofonico. Ma sì, momento del marchette. Giovedì dalle 3:30 ovviamente alle 4:30 stiamo parlando di Crossroads, il miglior programma sull'approfondimento musicale che di tutta la radio italiana e non solo italiana, oserei dire europea, però magari in Germania ci sono programmi migliori, comunque in Italia non ce n'è uno migliore. Esattamente. Per quanto poi il Simone dalla regia sarà sicuramente contrario, perché insomma poi lui vuole fare il simpaticone, vuole fare quello che va contro, però anche lui deve ammettere che è un programma di grande qualità. Lo è, Simone? Ma diciamo a volte poi con il cervello di Marco che fuma perché studia troppo, diciamo che la qualità si abbassa. Te che ragione. Qui qualcuno vuole rischiare, rischia tanto qui qualcuno. Farà la stessa fine del talebano chiuso in una gabbia. No, assolutamente no. Non diciamo queste cose. Io ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Soprattutto dopo questa notizia, cugino. Cugino, la notizia più importante della puntata. Arriviamo al momento clou, perché tutto il resto è di contorno, ma questo è il momento clou. Cugino, una notizia molto importante. OpenAI apre al sesso virtuale. ChatGPT versione per adulti, ma il piacere digitale consumerebbe meno di una lampadina a livello di
impatto ambientale che avrebbe. Sam Altman annuncia la svolta per adulti di ChatGPT. L'AI scopre il desiderio, ma resta sorprendentemente sobria nei consumi. Cugino, l'intelligenza artificiale sta arrivando ovunque. Prima o poi doveva succedere, anche l'intelligenza artificiale ha deciso di spogliarsi un po'. Da dicembre ChatGPT potrà finalmente parlare di sesso e lo farà apertamente, purché l'utente sia maggiorenne e con età verificata. Certo che se la verificheranno come la verificano di solito su certi siti per adulti, vedremo anche i dodicenni parlare di questi argomenti con ChatGPT. E lo farà apertamente purché l'utente sia maggiorenne. Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, lo ha annunciato come un passo naturale nell'evoluzione del chatbot più famoso al mondo, dopo anni di castità digitale imposta dalle policy aziendali. L'AI più chiacchierata del pianeta è pronta a concedersi qualche licenzia in più. Cugino, la domanda che tutti gli ascoltatori si stanno chiedendo è: userai mai ChatGPT per questi scopi? No. No? Già ho, diciamo, mi soddisfo pienamente della vita reale, perché dovrei farlo con... Senza entrare troppo nei dettagli, per carità. Potrebbe esserci una curiosità di scoperta, cioè però non credo che un chatbot possa risultare intrigante o interessante, cioè non potrà mai sostituire una relazione umana. Poi, per carità, chi vuole farlo è liberissimo di farlo. Questa è una trasmissione liberale, credo che ognuno sia libero di fare quello che vuole nella propria vita. Allora, se qua ci fosse Matteo Gazzola, direbbe il mondo al contrario. I giovani d'oggi che non hanno più voglia di andare dalle ragazze vere si rifugiano in ChatGPT. Però non lo so, onestamente non ho un'opinione su questo argomento. Penso che... Lo vuoi provare prima? No, ma non lo so, onestamente non rilascio dichiarazioni. Sì, probabilmente lo proverò per curiosità, per vedere effettivamente quanto l'intelligenza artificiale possa arrivare a queste cose. Io immagino anche l'intelligenza artificiale che adesso viene usata tanto per la creazione di foto e video, immagino che se sdoganiamo anche quello, se si sdoganerà anche la possibilità di creare magari dei video utilizzando probabilmente facce di persone vere, reali, però dei video a luci rosse, possiamo definirli così, creati con intelligenza artificiale, si rischia anche di ledere la dignità e l'immagine delle persone, però quelle sono le conseguenze inevitabili, penso. Secondo me la legislazione dovrà adeguarsi, inevitabilmente, perché sennò si rischia di trovare dopodomani il porno X di personaggio famoso X che tutti penseranno, crederanno vero, e poi magari si scoprirà che non è vero, creato con intelligenza artificiale. Però posso dire una cosa, caro cugino, cioè i video però dove Diego Armando Maradona gioca a Yu-Gi-Oh! Su Sora AI sono decisamente 100 volte meglio di quello che sta per fare ChatGPT. Sentir parlare Maradona di carte magia, carte trappola e del gioco che tanto abbiamo amato con il suo accento spagnolo che si lamenta sulle vocazioni di Exodia, non ha prezzo, è assolutamente impagabile. Bene, allora, momento maschi bianchi bavosi. Cugino, se tu dovessi scegliere un personaggio famoso per questa cosa. Personaggio famoso? Sì, se proprio dovessi sceglierne uno. Posso dirti cioè è ancora viva, quindi non sarebbe mica deve essere morta. No, ma ti sto dicendo, però ti direi Courtney Love per la reputazione che si era creata di personaggio molto oscuro e di tutto quello che teorie complottiste che la vedevano dietro la morte di alcune sue colleghe, del marito, ovviamente il celebre Kurt Cobain. Gli hanno creato un po' quel fascino da femme fatale. Tu devi metterci sempre un tocco di gotico. Esatto. Beh, certo. No, interessante, una buona risposta. Una buona risposta. Cugino, a sto punto devi esprimerti anche tu, non è che puoi lanciare il sasso come al solito e poi tirai dietro la mano. No, vabbè. Io penso che sceglierai Nancy Pelosi. Comunque, prossima notizia. Allora, è uscito sui social, ha fatto il giro dei social.
Sto scherzando ovviamente. Credo. Ha fatto il Beh, giro però dei chi lo sa, social. magari Nancy Pelosi nel suo prime, va bene che ora tipo 90 anni. No, però Nancy nel suo Pelosi prime- adesso. Nancy Pelosi adesso. Per avere 90 anni si riporta molto bene, Nancy Pelosi. Esatto, Nancy Pelosi. Allora, ha fatto il giro del web il video del ministro Giuli che per annunciare la capitale dell'arte contemporanea 2027 si è messo a cantare Alba Chiara di Vasco, perché la capitale Ecco, sarà te pareva? Alba. E quindi per annunciarla ha intonato le prime due strofe di Alba Chiara, che finisce appunto come sei chiara come un'alba, per dire che Alba sarà la capitale, la città capitale dell'arte contemporanea 2027. Ora, cugino, hai visto il video, immagino? No, per No, fortuna non hai visto il video. Non hai visto il video. E ce l'abbiamo qua, cugino. Lo possiamo trasmettere? Datemi 2 secondi. Eccolo qua. No. No. Il bello della diretta. Il bello della diretta, signori. Comunque, cugino, cioè, sto punto spiegamelo tu cosa è venuto. Insomma, un po' l'hai spiegato, però già ormai tanto Ma la te lo tortura è faccio sentire iniziata. subito. La tortura è iniziata, e tanto si parla di Vasco Rossi, ci è arrivato addirittura. Ma stai zitto. Sentite tutti. Ci ha dichiarato la Presidente Baroncelli, raccomanda la designazione come capitale italiana dell'arte contemporanea 2007. Vabbè. Ministro della Cultura. Respiri piano per non far rumore, t'addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un alba. Senti l'esultanza anche Allora, nella sala. Si potrebbero utilizzare molte parole per descrivere cugino, quello che è appena successo. Io ne utilizzerei solamente una. Ricorda le implicazioni politiche che Cringe. potrebbe avere ogni tua dichiarazione. Ok, Cringe. che cringe penso che È sia assolutamente cringe, una cosa cringe, ma veramente tanto. Ma quindi, cugino, arrivati all'alba di ottobre 2025, dopo, tra l'altro dopodomani sono 3 anni del governo Meloni, all'alba del 20 ottobre 2025, dopo 3 anni di governo di centrodestra, tra l'altro oggi o ieri è diventato il terzo governo più longevo della storia repubblicana, dopo i 2 governi Berlusconi, chi preferivi, San Giuliano o Giuli? Ma San Giuliano tutta la vita? San Giuliano tutta la vita? Cioè dici almeno lui si è un po' compromesso per motivi intimi. Almeno non si è compromesso perché non si è compromesso Vasco Rossi. perché cantava Vasco Rossi, Cioè, si è compromesso perché già il fatto che non abbia cantato Vasco Rossi, vabbè, secondo me è una nota di merito. Ma smettila, è una nota di merito. Cioè, il problema è Vasco Rossi, non il ministro che canta Alba Chiara. Ma sono entrambe le cose il problema, sono entrambe le cose. Cioè, il problema è la canzone, non è che si sia messo a cantare. Ma che si sia messo a cantare, se avesse cantato una canzone dei Black Sabbath sarebbe andato bene. Sarebbe stato comunque cringe, ma molto Te lo di meno. immagini Giuli che canta una canzone dei Black Sabbath? Non credo che Giuli conosca i Black Sabbath a prescindere, però vabbè, insomma, non neghiamoci nulla, Allora, questa è un'altra notizia molto divertente, molto divertente. Scende per pagare il casello, ma l'auto riparte da sola con la moglie a bordo, che inizia a urlare. Disavventura per una coppia di anziani alla barriera di Roma Nord. A salvare la donna sono state le forze dell'ordine richiamate dalle grida della donna. Regia! Beh, un buon modo per sbarazzarsi della moglie. Ma voi a Roma siete soliti fare queste cose? Quando volete sbarazzarvi della moglie mettete un mattone sul pedale della frizione o dell'acceleratore e saltate giù dall'auto al casello e la fate andare? Povera Sciura. No, mi dissocio, però Tu non l'hai mai buon fatto. modo, è veramente ingegnoso. Veramente ingegnoso. Ma povera Sciura, cioè, poverina. Potevano anche parlare, cioè, addirittura intentare l'incidente per liberarsi della moglie mi sembra un po' too much. Scende dall'auto per pagare il casello, ma la macchina riparte con la moglie ancora a bordo. Perché è sceso dalla macchina per pagare il casello? Cugino, non farti queste domande, siamo a Roma Nord, dai. Alla barriera di Roma Nord, dell'autostrada 1.
A notare la vettura richiamati dalle urla sono state le forze dell'ordine, che si sono trovate di fronte a una situazione del tutto surreale. L'auto stava avanzando sul piazzale della barriera autostradale, si trovava a circa 300 metri dal casello e stava acquistando sempre più velocità. Alcuni agenti hanno così bloccato i veicoli che uscivano dai caselli, mentre altri poliziotti si sono fiondati ad aiutare la malcapitata che si trovava a bordo e che chiedeva aiuto a gran voce. Un agente ha afferrato la donna che, già fuori dal mezzo con una parte del corpo, che stava tentando di uscire aiutandosi con il bastone, e sono riusciti a salvarla. E l'auto si è schiantata poi senza fare del male a nessuno. Sì, meno male, cioè poteva veramente... Ma tra questo e quello che investe la moglie al funerale dell'amico, ti ricordi la notizia quest'estate? Qual è il modo più simpatico per sbarazzarsi della propria moglie? Questo? Ma quello lì, a parte il fatto che era un incidente... Beh, anche questo in teoria lo è. Sì, in teoria... Però no, ovviamente ci dissociamo da queste cose, cioè nessuno dei due è un buon modo. Invitiamo calorosamente a parlare, al dialogo e a risolvere i problemi con il dialogo e non con questi metodi. E non con la violenza stradale. Esatto. Le mogli non si uccidono. No, vabbè, scusate, questa... No, è terrificante, però... No, perché mi è venuta in mente una vecchia citazione da un vecchio podcast che adesso non c'è più, il Cerbero Podcast. Non so se ti ricordi, c'era una live in cui si diceva una frase simile a uno che non ci capiva molto. Allora, cugino, cosa preferisci, questa o questa? Dai, questa qui almeno si parla di AC/DC, dai. Allora, Scarlett Johansson e gli AC/DC usati contro i lupi per non farli predare dal bestiame. L'idea negli Stati Uniti d'America. Cugino, no, capisco gli AC/DC perché magari... Per il rumore. Notoriamente una band che è poco rumorosa, gli AC/DC. Ma Scarlett Johansson? Non lo so. Allora, i lupi avranno paura delle attrici che interpretano dei personaggi di supereroi? No? I don't know. In Wyoming e Oregon alcuni allevatori usano metodi insoliti per spaventare i lupi grigi. Droni diffondono musica degli AC/DC e scene del film Marriage Story con la voce di Scarlett Johansson. I lupi sembrano disturbati dai suoni umani e dalle discussioni, più che dalla musica rock. Le predazioni sui bovini sono crollate da 11 in 20 giorni a 2 in 85 giorni. La tecnica offre sollievo economico agli allevatori e uno spunto curioso per i biologi. Ma è straordinario. Comunque diciamo che per secoli è stato un problema quello della convivenza tra esseri umani e animali predatori selvatici. Se si è trovato un modo di allontanare i lupi non dovendo ricorrere a metodi estremi, è sicuramente un vantaggio per tutti, anche perché si è visto il risultato del cacciare grandi predatori, che ha portato problemi, come abbiamo parlato molto spesso, soprattutto all'inizio, con animali un po' troppo, diventano un po' troppo infestanti, come possono essere i cinghiali. No, i cinghiali. Ah, vabbè. L'orso è un predatore, quindi comunque aiuta a tenere la magari non andare a farti selfie con l'orso. Esatto, quello sicuramente. Però è un ottimo modo e se funziona, perché non applicarlo anche da noi, insomma, per evitare di dover cacciare un animale che comunque può essere utile nel tenere la fauna locale sotto controllo. Ma la vera domanda, cugino, è: se negli Stati Uniti, come musica rock più famosa, più popolare, utilizzano gli AC/DC, in Italia... No, quella lì non è musica rock. In Italia dovremmo usare Vasco Rossi? No, assolutamente no. Questa è la domanda più importante. Ma perché non è musica rock, cugino? Perché gli AC/DC invece sì. Direi hard rock sicuramente. Certo, Vasco Rossi no. Ma vuoi mettere gli AC/DC? Cioè, così hanno avuto il record per anni di cantare. Se pensi che gli AC/DC siano più rock di Vasco, sei in malafede. Ma perché lo sono? Ma perché lo sei, assolutamente. No, perché lo sono gli AC/DC molto più rock di Vasco. Assolutamente. Allora, ultima notizia prima di lasciarci con questa puntata numero 108 dei Barba Eleganti. Questa è bellissima, cugino. Genitori assumono un giocatore professionista per battere il figlio ai videogiochi.
ha troppa autostima. È fantastico, cugino. Beh, ogni tanto a quei piccoli marmocchi gli va dato una lezione, fargli capire che è più forte. Beh, Ma è normale, dai. sì, assolutamente. Ma no, mi sembra un po' Giovanni Storti in Tre uomini e una gamba che si mette a fare braccio di ferro col bambino. Esatto. Bisogna dargli una lezione ogni tanto, se no alzano un po' troppo la cresta. Un metodo educativo insolito ma efficace. Spesso i ragazzi sono letteralmente ossessionati dai videogiochi e tra poco anche dall'intelligenza artificiale. Così iniziano a ignorare la loro vita reale, la scuola e i desideri delle loro famiglie. Per questo in Cina, perché sempre lì torniamo, una coppia di genitori ha deciso di chiedere aiuto a un giocatore professionista, assoldandolo in gran segreto. Questi si è occupato di battere il figlio ai videogiochi, dandogli una sonora batosta. In tal modo sono riusciti a minare la fiducia nelle sue capacità e farlo smettere di giocare in continuazione. Ma è terrificante! Cioè, di solito i genitori dovrebbero aiutare i figli con la loro autostima, qua invece lo demoliscono apposta. Beh, se esagera, cioè poi sa come sono i giovani d'oggi con... Ma cugino, ma smettila, c'hai 30 anni, 10 anni fa eri giovane anche tu e giocavi ai videogiochi. A parte il fatto che io sono comunque giovane anche ora, quindi... Perché l'importante è essere giovani dentro, cugino. Esatto. Ma comunque... no, 10 anni cioè, fa i videogiochi si giocano anche tuttora, cioè non è Eh. che è qualcosa che smetto di fare perché non è un passatempo, ecco, solo per bambini, per quanto lo si voglia far passare così, però certo che c'è quel momento della vita, ad esempio quando io che ho un fratello minore che lo devi sfidare alcuni giochi, tipo per noi era PES, e dargli la lezione, cioè per rimetterlo un po' al suo posto, ma è normale. È un po' come il fratello maggiore che umilia il minore invece di farlo vincere. Esatto. E tu con tuo fratello l'avrai fatto tante volte, immagino. Sì, anche se poi lui avete campa scuse, cose, no? Mi è Poi entrata ti ho una fatto cosa nell'occhio, mi sono cose, sì. distratto, ti ho fatto vincere io. Forse quella più bella è stata quando ho giocato per sfizio lì con il Barcellona, all'epoca la squadra più forte che c'era, io con la piccola nazionale della Nuova Zelanda e l'ho battuto ai rigori, cioè, quindi anche lì per fargli, a proposito di fargli cadere l'autostima, cioè farlo batterlo quando usa la squadra più forte, tu quella Dici, più ti ho dato scarsa anche del gioco, vantaggio eppure non ce l'hai fatta. Esatto, cioè rimetterli al loro posto, cioè assolutamente corretto. Quindi tu sei d'accordo con questa famiglia cinese? Ma assolutamente, Io penso che sia un po' triste, però non lo so. Ma perché tu non hai un fratello minore? Ma non avrò neanche un figlio che giocherà ai videogiochi tutto il giorno, questo è sicuro. Quindi chi lo sa, non si sa mai, cugino. No, perché non li comprerò. Allora, beh. Lì è un altro discorso, cugino, ma credo che ti toccherà comprarli poi. No, non credo. Gli farò leggere dei bei classici della letteratura. Sì, immagino. È un bambino di 10 anni. Immagino come sarà contento quando gli darò il giocatore di Dostoevskij per la prima volta. Sì. A 10 anni si cimenterà nella lettura. Non vedrà l'ora, cugino, assolutamente. E si innamorerà. Poi però ci sarà tutto il cortocircuito di che anche tuo figlio diventerà un fan di Vasco Rossi, e se passerai da Dostoevskij a Vasco Rossi. Cosa vuol dire? Io leggo Dostoevskij e vado ai concerti di Vasco Rossi, non posso? È un cortocircuito. Ma non è vero, ma cosa vuol dire? Ma non è vero. Ma Vasco Rossi è musica popolana, dai, non è perché gli AC/DC non sono musica popolana, no? Ma certo, ma io mi diverto anche molto con gli hobby. E allora? Ti sto infatti dicendo della tua contraddizione, cugino, non della è mia. assolutamente una contraddizione, sono entrambi due grandi pezzi di cultura. Beh, guarda che anche Dostoevskij è cultura popolare in Russia. Dai, Sì, su, dai. in Russia, dai. Hanno una cultura popolare. Sicuramente più avanzata di tanti paesi occidentali. Sì, non credo. Secondo te la cultura popolare del Belgio è più ricca della cultura popolare russa? Quella fiamminga ti direi anche di sì. Smettila. Bene signori, siamo arrivati alla fine di questa puntata numero 108 dei Barbe Eleganti. Vi dobbiamo salutare e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, se non ci cancellano il programma. Molto probabilmente col signor Talebano, ma non si sa. E a settimana prossima, amici, e come sempre, viva i piedi!
Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.